È un Veneto generoso quello che ha fatto grande la Fondazione Banca degli Occhi Onlus. Geniale intuizione del non dimenticato professor Giovanni Rama in un angolo del vecchio ospedale di Mestre. Oggi la Banca degli Occhi svolge la sua straordinaria attività negli avanzati laboratori di iBanking e di ricerca nel padiglione sorto davanti all'ospedale dell'Angelo. 30 anni di impegno celebrati con la donazione della 100.000ª cornea, una struttura inserita nel sistema regionale dei trapianti e parte dalla collaborazione con il coordinamento regionale trapianti. Senza un sistema sanitario regionale efficiente non ci sarebbero donazioni, non ci sarebbero trapianti di organi e di tessuti, quindi non ci sarebbe neanche la Banca degli Occhi. I cittadini veneti donano un numero enorme di cornee appunto, e di queste i 3/4 vanno fuori regione perché abbiamo completamente soddisfatto la richiesta veneta, quindi c'è una grande solidarietà che si esprime su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Solo nel 2016 alla Banca degli Occhi sono state donate 5.000 cornee, metà delle quali dal Veneto. Nei primi 9 mesi del 2017 la donazione dei tessuti ha registrato un più 15% rispetto all'anno precedente. Da struttura di raccolta e distribuzione di tessuti oculari, la banca è diventata un centro di innovazione e di studio nel campo del trapianto. L'esperienza che abbiamo nel mondo dei tessuti la stiamo trasportando e utilizzando nel mondo della terapia cellulare, quindi per alcune situazioni si sta verificando che è possibile utilizzare cellule invece che il tessuto. Abbiamo delle buone possibilità di ricerca anche nel campo di alcune malattie della retina. Questo per noi è un terreno abbastanza recente. A ricordare la figura del fondatore Giovanni Rama una medaglia commemorativa consegnata dal presidente della regione Luca Zaia nelle mani del figlio Paolo Rama, anch'egli figura di punta del panorama nazionale dell'oculistica.